Per Sardegna Motor News, Renato Mela, primo classificato dalla gara di oggi a Gavoi. Renato, un sunto di questa manifestazione. Una bella gara, molto tecnica, il terreno è già un po' troppo asciutto, siamo già un po' avanti col tempo per fare le gare. È stata molto combattuta perché il fettucciato era una lineetta, quindi ho sofferto tanto e le ho prese sempre al massimo di 4 secondi, però le ho perse tutte, mentre nella linea sono andato veramente tanto bene, mi sono trovato benissimo e ho camminato al massimo finché potevo. Una delle cose che mi dispiace è che eravamo veramente in pochi ed eravamo in 48, quindi c'è poco confronto tra i piloti. L'unica cosa positiva è che comunque chi si combatte il campionato eravamo tutti presenti e quindi diciamo che continuiamo così, speriamo in un numero superiore di piloti. Devo ringraziare tutto il mio motoclub, Sergio Pina, Marione, Marcello, Alessandro, Davide e anche i ragazzi di Gavoi che hanno fatto veramente una bella manifestazione.